all'8ª edizione, diciamo, del nostro burraco. Un burraco che è finalizzato alla beneficenza, perché noi infatti anche quest'anno vogliamo realizzare dei buoni spesa per i nostri poveri in prossimità delle feste natalizie. E naturalmente il Centro Guttuso ha sempre detto che ama il prossimo, però quando parliamo di prossimo non intendiamo dire soltanto i nostri poveri, perché infatti la nostra beneficenza sarà per Natale con i buoni spesa per i poveri nostri, ma il 6 di gennaio saremo di nuovo per festeggiare la Befana con i nostri ragazzi dell'Ucraina, perché vogliamo continuare a regalare loro sorrisi. Il burraco è occasione per fare una beneficenza in maniera conviviale. Ridiamo, scherziamo, sorridiamo e regaleremo a Natale sorrisi, mangeremo contenti, perché anche gli altri, quelli che hanno bisogno, avranno un pasto caldo e perché no anche il panettone. Abbiamo voluto attraverso questo connubio mettere insieme il gioco ma soprattutto la beneficenza per degli scopi che appunto ci permetteranno poi di utilizzare i fondi della beneficenza. Un bellissimo gioco, dicevo, che si avvezzi non soltanto a una certa età ma anche alle giovani leve, come vediamo in questa sala questa sera che ci sta regalando dei sorrisi e soprattutto delle belle esperienze, perché a ogni tavolo c'è un racconto di una storia diversa. Ma qual è il segreto per vincere? Che le carte arrivino buone. La fortuna prima di tutto, però anche la condivisione, dicevamo lo stare insieme. Sì, lo stare insieme, perché in ogni tavolo c'è un racconto di vita diversa, perché ci sono delle parti fisse e delle parti mobili e quindi chi come me in un tavolo mobile si sposta da tavolo in tavolo ha un racconto di un vissuto di persone diverse, e quindi è molto bello perché è un momento anche di racconti della propria vita, perché attenzione, non si parla mai del gioco durante la partita. Con grande gioia questo privilegio che la nostra Presidente Lina Urso Guicciardino mi ha dato di far parte di questa famiglia, e con grande gioia ho accolto e sono entrato in maniera attiva a far parte di questo centro. Credo che in quest'anno si siano realizzate, come negli anni passati, molte cose, e credo che la vita spirituale e la vita culturale vanno insieme di pari passo. È una bella opportunità che mi è stata data e credo che insieme possiamo, per Favara e anche per i paesi del circondario, possiamo fare delle belle cose. Da qui a breve, io in qualità di Presidente del Consiglio Pastorale Cittadino, insieme con il direttivo, con i membri, con gli altri sacerdoti, incontreremo tutte le associazioni cittadine e anche il Centro Culturale Guttuso per poter proporre qualcosa alla nostra città come attività natalizia o prenatalizia. Credo che queste associazioni, questi circoli culturali abbiano bisogno di uno slancio in più, perché sono un humus importante per costruire una nuova società oggi e soprattutto per i giovani che ancora oggi stanno lontano ma hanno bisogno di attingere da queste fonti.